Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Vi racconto una storia breve di quello che mi è successo ieri al lavoro. Praticamente stavo tornando da Verona verso l'azienda, che è a Venezia, ma neanche il tempo di fare 5 minuti di autostrada e già che mi ritrovo subito nei pressi là di Verona, coda. Dico vabbè, un incidente, lavoro in corso, tanto fa parte degli imprevisti di lavoro, purtroppo siamo abituati a queste cose. Però una roba del genere non mi è mai capitata, cioè quella che vi sto per raccontare non mi è mai capitata, non pensavo potesse succedere una roba del genere. Insomma, faccio la coda, e arrivo alla coda, no? Faccio la coda e vedo in fondo luci di soccorso, eccetera. Vabbè, incidente. Anche se in realtà poi già da là vedevo le luci, perché comunque la coda era veramente lunga, di chilometri. Vedevo che le luci erano più dall'altra parte dell'autostrada. Vabbè, però ho detto, dico niente. Insomma, mi avvicino sempre di più finché arrivo alla fine della coda. Avevo perso 20 minuti, ok? 20 minuti. Per fortuna non avevo neanche più, no, forse sì, no, avevo un'altra consegna da fare, però ero messo bene, quindi è andata bene lo stesso. Poche parole, arrivo alla fine della coda e vedo dall'altra parte della corsia una macchina ribaltata e un'altra macchina coinvolta. Poi non so, c'era anche un camion là fermo in piazzola di emergenza, ma non so se era stato coinvolto o semplicemente era là per testimoniare, non so, insomma, in poche parole dico vabbè, ci sarà un incidente anche nella nostra corsia, magari un pezzo d'auto che è volato nella nostra corsia o la macchina addirittura, non so, non riuscivo a capire il senso. Insomma, alla fine faccio tutta la colonna, finisco di fare la colonna, non trovo niente. Cioè praticamente morale della favola cos'è? Che la gente si fermava, ok, per guardare l'incidente, per fare il video o la foto, ok? E questo cosa ha fatto? Ha causato il traffico. Io ho perso 20 minuti perché la gente deve fermarsi a fare il video. Ma il camionista che sta sulla seconda fila, ma sta gente qua invece, no? Vabbè, insomma, non importa, a parte sta cosa qua del camionista di seconda corsia, io mi vergogno veramente di respirare l'aria che respirano queste persone qua, perché veramente ragazzi, cioè, far perdere 20 minuti, ma non a me, ma a tanti altri magari